Buon lunedì, bentrovati a Anteprima Corner. Buon pomeriggio da Angelo Gagliano. In studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio. Alessandro, parleremo di Catania fra non molto, parleremo anche di Palermo, di Trapani e di Siracusa, ma intanto vediamo quelli che sono i risultati, il quadro dei risultati di quella che è la seconda giornata, una giornata che ha visto dei risultati anche abbastanza larghi su alcuni campi. Atalanta Under 23 ha battuto il Casarano 6-2, la Cavese è stata superata a domicilio dal Catania per 1-0, il Foggia ha battuto il Sorrento 1-0, pari 0-0 tra il Potenza e il Cerignola, Trapani Latina 6-0, l'Altamura è stata sconfitta in casa dal Crotone per 4-0, pari 2-2 Picerno Giuliano, poi il Benevento ha regolato la Casertana 2-1, a Cosenza è passata la Salernitana per 2-1 ed il Siracusa è stato sconfitto in casa dal Monopoli. Alla luce di quello che abbiamo visto come risultati, eccolo la classifica che si compone, in testa c'è un trio, Catania, Benevento, Salernitana, poi Monopoli e Potenza a 4, 3 punti per Atalanta Under 23, Crotone e ancora la Casertana e Latina, poi Picerno e Cerignola a 2, Giuliano, Cosenza e Cavese assieme a Sorrento e al Casarano ad un punto, 0 punti per Siracusa, Foggia, Altamura, mentre il Trapani sconta la penalizzazione e a -4. Resterei un attimo sulla classifica, Alessandro, solo per un'osservazione. Le tre di testa, cioè Catania, Benevento e Salernitana, saranno le tre protagoniste della stagione? È molto probabile, Angelo. Potrei dire, per usare un termine assai frequente, le tre sorelle della Serie C, da tutti pronosticate. Penso che abbiano organico, ovviamente pubblico, strutture societarie per poter dire legittimamente la propria nella corsa al primo posto. E adesso parliamo invece del Catania, che ha vinto su un campo complicato, difficile, quello della Cavese, un campo che si è rivelato ostico anche per il direttore di gara, devo dire, perché ci sono stati molti dubbi, molti interventi, diciamo, della FVS e poi probabilmente bisogna forse reggimentare, regolamentare meglio il sistema. Delle immagini. Il caso più eclatante è l'annullamento del gol di Jimenez a fine primo tempo, quando il barista, peraltro di Salerno, per carità, sarà un professionista integerrimo, ma ragioni di opportunità dovrebbero secondo me consigliare di evitare questo tipo di designazioni, proprio per quello che dicevamo guardando la classifica. È chiaro che se il barista fa vedere all'arbitro soltanto il fallo di mani di Forte, è una ricostruzione assai incompleta, che avrebbe invece richiesto, e questo forse l'avrebbe potuto fare d'ufficio l'arbitro, l'immagine di tutta l'azione, perché prima che il pallone arrivi in porta, dal tocco di braccio di Forte al gol di Jimenez, la Cavese ha riconquistato palla, quindi nasce un nuovo possesso e l'azione con il fallo di braccio viene assolutamente interrotta e non è più sanzionabile. Quindi questo è un errore eclatante, senza considerare che anche Celli, a mio avviso, ha rischiato molto, quindi anche la revisione in quel caso secondo me è stata errata, perché Celli, a mio avviso, poteva anche essere sanzionato col cartellino rosso. In generale abbiamo visto delle cose allucinanti, anche un recupero interrotto al quinto minuto. L'arbitro non si era accorto che insomma erano 9 minuti di recupero, insomma una gestione della gara da dimenticare da questo punto di vista, da rivedere. È chiaro che la designazione a monte lascia perplessi, perché ce l'aveva anche in qualche modo preannunziato Max Velotto, questo Picardi non era certamente nel lotto degli arbitri più esperti, però probabilmente Orsato gli ha voluto dare una chance per valutarlo bene. È chiaro che questa prova ha un esito totalmente negativo. Alessandro, vediamo invece al Catania, che cosa ti è sembrato di questa squadra? Una squadra che in qualche modo ha ricalcato la prestazione fatta in casa con il Foggia alla prima, meno prolifico sicuramente il Catania, però abbastanza solido, possiamo dire una squadra solida. È una squadra che non concede nulla. Tra Foggia e ieri, sabato, calcistico, Dini ha fatto una sola parata.
sicuramente non abbiamo incontrato le squadre più attrezzate del girone C, però è una squadra che concede pochissimo, perché oltre alla bravura dei difensori, quest'anno a mio avviso Salvatore Aloi ha portato una consistenza in mezzo al campo che l'anno scorso onestamente non c'era, quindi c'è una barriera in più che rende complicatissimo il fraseggio alle squadre avversarie e le tiene ben lontane dai 16 metri, quindi questo sicuramente è un punto molto molto importante, e tu mi insegni che i campionati si vincono intanto con la miglior difesa. Facciamo sentire le parole di Dini nel dopo gara, appena una pillola di 30 secondi e poi torniamo a parlare certamente della partita, vedremo anche il top del match, ma ci concentriamo anche sul mercato. Allora, vediamo Dini. Questo è un altro campionato, è difficile come lo è stato l'anno scorso, quest'anno è ancora più difficile perché sappiamo benissimo che ci sono squadre attrezzate, ma noi ci siamo, questa è la cosa importante, la squadra è importante che non prenda gol. La costante fondamentale è la concentrazione, alla fine penso che la qualità della squadra parli da sola, quello che mi preme è diffondere tutta la squadra, è quel tipo di concentrazione che poi ti fa vincere i campionati. Mi pare idea chiara da parte di Dini, che fra le altre cose è stato premiato. Possiamo anche vederlo perché c'è una considerazione di carattere statistico molto interessante. C'è il top del match. Esatto, possiamo vedere la scheda di Andrea Dini, classe 96, Riminese, scadenza del contratto giugno 2026, ma la cosa, 2 clean sheet già in stagione, guardate a destra, perché c'è una sorta di trade union tra il Catania dell'ultima fase della scorsa stagione e quello attuale, perché è in corso tra campionato e playoff una striscia di 7 vittorie esterne consecutive in cui alla difesa dei pali c'è sempre stato Andrea Dini. Bene, allora adesso ci tuffiamo sul mercato, i prossimi minuti li dedichiamo tutti alle trattative, sappiamo che sono le ultime ore, non ci saranno grandi novità. Si chiude alle 20 di stasera. Però dico, non ci dovrebbero essere grosse novità. Allora, in teoria eravamo tutti con lo sguardo puntato su questa trattativa Juve Stabia Catania, che avrebbe dovuto portare Davide Buglio a Catania e Alessandro Quaini a Castellammare. Stava vedendo per l'appunto Buglio in una foto. E agli albori di questa trattativa diciamo che l'idea o comunque la proposta parte da Castellammare di Stabia e riguarda 2 giocatori a scadenza di contratto, sia Buglio che Quaini. Il Catania ha avviato una lunga trattativa con il centrocampista in forza alla Juve Stabia ed era arrivato all'accordo proprio ieri, ma la Juve Stabia nelle ultime ore pare abbia cambiato idea, non vuole più portare a termine questa operazione e quindi la diamo come trattativa sfumata, salvo che ci siano clamorose sorprese nell'arco del pomeriggio, ma al momento la diamo come trattativa sfumata, quindi questo significa che il rinforzo al centrocampo del Catania sarà Alessandro Quaini che chiaramente ma non solo al centrocampo, è ancora, sì, ovviamente può giocare anche nei 3 dietro. Ricordiamo che Quaini deve scontare altre 2 giornate di squalifica, quindi sconterà contro il Monopoli e contro il Cosenza per poi essere disponibile alla partita successiva. L'altra operazione in entrata che è ancora potenzialmente in piedi riguarda quella legata al difensore Paolo Frascatore, che può giocare sia a braccetto di sinistra che esterno quinto, diciamo, di centrocampo, sempre a sinistra, attualmente in forza all'Avellino, ma il Catania ha l'esigenza di liberare un posto nella lista e quindi tutto è legato al fatto che Allegretto si trasferisca a un altro club. Allegretto ha rifiutato la destinazione Cerignola perché aspetta il Crotone, allenato dal tecnico Longo che ha allenato Allegretto a Picerno, ma il problema è che il Crotone non ha posti in lista, o meglio ne potrebbe avere uno, ma sembra che lo voglia riempire con il difensore destro, laterale destro, Berra del Benevento. Quindi al momento anche questa operazione è bloccata perché manca appunto la precondizione, cioè liberare il posto in lista per l'arrivo di Paolo Frascatori. In uscita
oltre al fatto che il Catania in entrata ha annunciato quello che avevamo detto un po' di tempo fa, cioè l'arrivo di Simone Leonardi a titolo definitivo della Sampdoria, che è stato già girato in prestito alla Ternana, il prestito secco. Sì, prestito secco. Il Catania quindi valorizzerà il giovane attaccante catanese classe 2005 attraverso un'esperienza nel girone B con la maglia della Ternana. Altra operazione ufficiale, il passaggio in prestito di Frisenna al Siracusa, manca l'ufficialità per quello di Silvestri alla Triestina, c'è in corso una trattativa per la risoluzione di contratto con Francesco De Rose, mentre per Peralta è riemerso nelle ultime ore l'interessamento del Foggia, mentre Chiarella, che era stata un'idea del Siracusa che poi ha puntato su altri obiettivi, ha ricevuto proposte dalla Serie D, dal Teramo e dalla Recanatese. Quindi insomma operazioni prevalentemente e su Luperini in c'è uscita. qualche voce che parla di interessamento del Frosinone, ma allo stato attuale non mi sembra che sia un'operazione destinata ad andare a compimento. Allora, di tutte queste operazioni a chiusura di mercato alle 20:45 ne parleremo con il direttore sportivo del Catania, che sarà collegato con noi da Milano, Ivano Pastore, e quindi con lui faremo il punto e chiuderemo, diciamo, la sessione estiva del calciomercato. Faremo un consuntivo insieme a lui e ci faremo anche svelare qualche retroscena, per esempio sul fatto che l'agente di Inglese aveva contattato il Catania per tornare a Catania. Chiaramente è stato un fatto che ha destato molto scalpore, viste le modalità con cui Inglese ha accettato il trasferimento alla Salernitana. Alessandro, ci fermiamo qui almeno per questo segmento di anteprima corner dedicato al Catania. 20:45, vi aspettiamo su Telecolor con corner versione estesa, collegamento con Milano in diretta con il direttore sportivo rosso-azzurro Ivano Pastore. E con una ricca moviola con Max Velotto, visto quello che è accaduto. Ne abbiamo parlato già all'inizio a Cava dei Tirreni di questo appuntamento. Ci fermiamo brevemente e poi torniamo con Palermo. Vediamo se abbiamo Palermo già collegato, altrimenti facciamo una breve sosta. Eccolo qui. Allora facciamo così, Marco, resta lì dove sei, noi ci fermiamo, fra poco veniamo da te a Palermo, andiamo in pubblicità e dopo ci ritroviamo per parlare per l'appunto della squadra di Inzaghi. Eccoci, siamo di nuovo insieme per anteprima corner. Allora abbiamo già visto in collegamento Marco Gullà da Palermo. Marco, allora, Palermo va alla sosta perché adesso si ferma il campionato di B, si ferma anche il campionato di Serie A perché sono gli impegni della nazionale e delle nazionali in genere. Va alla sosta con 4 punti. E secondo te un bilancio era quello che si aspettava? Stiamo vedendo la classifica? Ma guarda, potevano anche essere 6, Angelo, se il Palermo avesse avuto maggiore concretezza, forse maggiore anche fortuna sotto porta, perché però c'è una lunga... ricordiamo che nel match... Sì, no, dico, osservando la classifica si vedono praticamente 8 squadre, se non ricordo male, che sono a 4 punti, sono tutti praticamente messi là a giocarsi questo primo posto, quindi non c'è in questo momento una squadra a punteggio pieno. No, non c'è, anche perché comunque sappiamo benissimo che a inizio campionato gli equilibri ancora devono formarsi e soprattutto sappiamo ancora che calcio d'agosto è tutto possibile. Succede che l'Empoli, che comunque è una delle favorite, perde sul campo della Reggiana in 9-11, succede che il Monza non vince a Bari, il Palermo appunto, che è stata etichettata come corazzata di questo torneo, non batte in casa il Frosinone, che comunque è una squadra corace, è una squadra assolutamente solida. È calcio che ancora deve trovare certamente i suoi dettami e soprattutto deve ancora eleggere poi quale sarà la vera regina del campionato. È ancora troppo presto. Possiamo però dire che sicuramente il bottino del Palermo è positivo, perché al di là del fatto che ha giocato le prime 2 in casa, 4 punti sono comunque un bottino importante. Penso all'anno scorso,
scorso, quando il Palermo nelle prime 2 giornate collezionò 0 punti, quindi sicuramente è un trend diverso, un Palermo diverso, un Palermo che insomma ha si è un po' installato anche si è autoinstallato il mood di Inzaghi: quando non puoi vincere meglio pareggiare, quindi meglio non prenderle, e così questo mood è stato un po' anche l'imperativo della gara contro il Frosinone. Quando il Palermo ha capito che comunque non girava dal verso giusto, non dico che si è accontentato, però certamente non si è sbilanciato più di tanto per evitare che il Frosinone magari lo colpisse in contropiede. Questa è sicuramente già una mentalità da squadra inzaghiana, come il Pisa ad esempio l'anno scorso, e mentalità che è una squadra che comunque vuole andare avanti e sa bene che anche un punto in casa contro il Frosinone per 0-0 è un punto importante, perché ti permette comunque di andare avanti in classifica. Poi ovvio che se devi comunque dominare, se devi davvero vincere questo torneo, devi iniziare a fare punti pesanti, come quelli che potrebbero essere fatti nella prossima trasferta di campionato contro il Sud Tirolo. Ci arriviamo, non è Marco. Marco, ci arriviamo. Intanto vorrei Sì. sentire l'attaccante del Palermo, uno degli attaccanti, però quello che evidentemente prova a dare la scossa, lo ha fatto nel fine di campionato l'anno passato, lo sta facendo in questo inizio di stagione. Parliamo di Poyan Palo, sentiamo le sue parole. Yes, obviously 4 points, it's a good start. We won at 6, but 4 is acceptable, and you know that you can't win every game, and it's very important. And when there is these kind of games where you have the chances, but it's a bit unlucky, and you don't, it doesn't go in, and then you still keep the 0 and you take the point home. And it's important that every point counts in the end of the day. And we won at the 6, but 4 points, it is a good start. Allora, certo, i punti fanno la differenza, quelli che restano per strada alla fine poi sicuramente fanno rammaricare le squadre, e molte volte magari per un punto si perde un campionato. Adesso torniamo invece a quello che dicevi tu, alla ripresa del torneo, e poi facciamo una pillola anche intanto di calciomercato, perché non possiamo parlare di calciomercato, e Palermo ha fatto tantissimo, ma ne dobbiamo necessariamente parlare oggi, che si chiude proprio oggi, stasera alle 20, la sessione estiva. Partiamo con le gare che attendono il Palermo alla ripresa. Sì, sicuramente quella contro il Sud Tirolo, che non è partita facile, dicevo, perché ieri il Sud Tirolo ad esempio ha strapazzato la Sampdoria. È pur vero che la Samp è una squadra che sembra essere ancora più scarsa, diciamo, di quella dell'anno scorso, e quindi un test che poi ovviamente Palermo non deve però sottovalutare, perché sappiamo benissimo che queste squadre in casa come Sud Tirol costruiscono la propria classifica tra le mura amiche. Mercato invece si chiude alle 20, Palermo ha i cancelli semichiusi di questo mercato, nel senso che comunque apparentemente dovrebbe essere concluso, quindi non ci dovrebbero essere né operazioni in entrata né in uscita. Forse in entrata però qualcosina Osti entro il gong finale potrebbe fare. Intanto un portiere, perché si è fatto male Bardi, ne avrà per 2 mesi, poi ci saranno ovviamente inizierà il percorso di reinserimento nel gruppo, quindi potrebbero essere anche più di 2 mesi. Allora il Palermo sta pensando comunque di mettere dentro un altro portiere, si è fatto male anche Gomisti, quindi davvero una maledizione alla porta. Si pensa a Marson, giocatore che tra l'altro ha già indossato la maglia del Palermo nella formazione primavera, potrebbe essere ingaggiato proprio per vestire la maglia rosanero in ruolo di secondo, in attesa ovviamente di Bardi e Gomissi, che recupereranno nei prossimi mesi. Attenzione però, perché potrebbe anche svilupparsi qualcosa in difesa. Il Palermo ha bisogno ancora di un giocatore che possa rappresentare una garanzia, quindi si cerca un giocatore, un over e quindi non un under. Si fa il nome di Beresischi, si fa il nome anche di De Sciglio. Secondo me sono operazioni un po' difficili, non perché il Palermo non può arrivarci, ma proprio perché i 2 giocatori non rientrano nei parametri del City Group, sono comunque svincolati, quindi pure se l'operazione non dovesse concludersi oggi, la Palermo la potrebbe concretizzare nei prossimi giorni, essendo 2 calciatori svincolati. Però secondo me, dico anche la mia, un giocatore come De Sciglio o come Beresischi potrebbe certamente aiutare in esperienza questa squadra. Staremo a vedere se Ostia alla fine chiude
chiuderà anche questa. Grazie allora In uscita Marco, nulla. ci racconterai ovviamente la chiusura del mercato nei telegiornali e quindi avremo modo di riaggiornarci. Adesso, grazie, con Palermo voi, chiudiamo grazie a voi. qui, adesso andiamo a Trapani, dove vedo già con noi il nostro Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco, e vedo anche... Buon pomeriggio. Ciao Franco, vedo anche Siracusa pronto, c'è il nostro Marco Petrolito. Buon pomeriggio anche a te Marco. Salve. Grazie, allora restate lì, partiamo da Trapani, perché ieri il Trapani ha strapazzato il Latina, ha ripetuto un po' quello che ha fatto il Catania alla prima con il Foggia, eppure il Latina aveva fatto vedere alla prima giornata, aveva dato una discreta impressione. Che cosa è successo alla squadra di Aronica? Improvvisamente si è svegliata? Assolutamente sì. Dalla bruttura della partita precedente con il Caltarano, dove ha simulato un pareggio sicuramente prezioso, alla bellezza di sabato sera. Ma è stata la classica partita, come se ne stanno venendo diverse in questo fine agosto, primi di settembre, con squadre sia dalla Serie C alla Serie A che passano da prestazioni a risultati negativi a belle partite, vittorie roboanti nel giro di 8 giorni, per esempio. Si è visto in realtà un bel Trapani, aggressivo, lucido nelle ripartenze, tant'è vero che alcuni gol sono nati dalle ripartenze, una squadra più strutturata in difesa, sicuramente migliore rispetto a quella della scorsa stagione, anche se ha accusato un paio di battute a vuoto. Buono anche il centrocampo, anche se deve migliorare nella gestione della palla, ma teniamo conto che questa è una squadra completamente rifatta, tutta nuova. Anche sabato sera dei giocatori dell'organico dello scorso anno c'era soltanto un elemento, quindi è una squadra che ancora deve trovare il suo definitivo equilibrio. L'attacco è composto da gente esperta, lo abbiamo visto, ha approfittato di tutte le occasioni o di quasi tutte le occasioni che si sono presentate, anche se Antonini oggi, prima della chiusura del mercato, spera di piazzare un altro colpo. Qualora ci riuscisse, ma non sarà facile, dovrebbe essere una prima punta in grado di far salire la squadra quando il gioco è stagnante sulla tre quarti avversaria e così via. È una squadra che va rivista contro gli avversari più quotati sicuramente. Il Latina praticamente sabato sera si è sciolto dopo 11-12 minuti, non ha preso i primi 2 gol, praticamente si è sciolto mentalmente. La squadra è stata più con la testa, tant'è vero che è stato registrare diversi errori anche tecnici e errori individuali, e il Trapani chiaramente ne ha approfittato. Punito. Franco, ti interrompo un momento perché vorrei sentire Aronica, dopo continuiamo a parlare di Trapani, magari ci proiettiamo, il mercato ce l'ha già accennato, non solo sul mercato ma anche alle prossime sfide che attendono la squadra di Aronica. Sentiamo Aronica. Bene, compatti, corti con i reparti, e quindi abbiamo messo in campo tutto quello che abbiamo lavorato in settimana per cercare appunto di migliorare e di correggere tutto quello che è stato sbagliato a Casarano, anche per quanto riguarda le occasioni lasciate con gli avversari. Quindi oggi siamo partiti più concentrati, più compatti, abbiamo lavorato bene con la linea difensiva, con i centrocampisti che spesso andavano a raddoppio, e quindi sicuramente gli allenamenti settimanali ti lasciano poi soddisfatto quando la domenica vedi in campo quello che hai preparato. Allora, una Aronica piuttosto, diciamo, rilassato, meno teso, perché cominciava a sentire dell'aria un po' strana attorno. Tra l'altro ha dedicato questa vittoria a sua figlia, che proprio sabato compiva 15 anni. Allora, diciamo, abbiamo detto del mercato, quindi Antonini non si ferma, vorrebbe entro la fine del calciomercato, sessione estiva, stasera alle 20, regalare un altro attaccante. Sì. Esatto, però anche il problema di sfoltire la cosa, nel senso che pensa di sparsi di 2 centrocampisti, Carriero in verità e Tegberg che però a quanto sembra non ha mercato in Italia, per cui dovrebbe essere piazzato all'estero, e poi a quanto sembra vorrebbe cedere uno dei 4 portieri che ha il Trapani attualmente, probabilmente uno tra Wikai e Salamone. Tutto questo entro stasera, dato la squadra
oggi ritorna a allenarsi in vista della partita di sabato a Sorrento, che è una partita estremamente difficile, anche perché tradizionalmente il campo di Sorrento, che io conosco abbastanza bene, è difficile proprio da giocare, per dimensioni e per ambiente, ma è anche una squadra abbastanza aggressiva, difficile da affrontare, quindi ci vorrà un Trapani un pochino diverso rispetto a quello di sabato sera, un Trapani più deciso, ulteriormente più determinato di quanto non abbia fatto sabato sera, perché sicuramente avrà molta pressione da parte del Sorrento. Conosco anche abbastanza bene questa squadra, una squadra molto aggressiva, tignosa, quindi un test abbastanza impegnativo per il Trapani. Grazie allora Franco, ci fermiamo qui con te e vedremo se ci saranno queste novità annunciate entro le 20 di mercato, chiaramente per il Trapani. Adesso invece andiamo a Siracusa, dove c'è il nostro Marco Petrolito. Allora Marco, Siracusa che si continua a confermare un po' sfortunato, diciamo così. Non aveva fatto male all'esordio, non ha fatto male neanche ieri, però forse, passami diciamo questa espressione, paga la scarsa esperienza, l'ingenuità, paga lo scotto di essere una matricola tra i professionisti. Si può avere questa chiave di lettura, anche se c'è da dire anche che la squadra va ancora sistemata. Sì, intanto ben ritrovati qui da Ortigia, il centro storico di Siracusa. Possiamo dire che la squadra di Turati ieri, visibilmente deluso a fine gara, ha raccolto molto meno rispetto a quanto abbia seminato, perché comunque il Siracusa si è reso protagonista di una buona prestazione, ha avuto tante occasioni, non è riuscita a trasformarle in gol. Ci sono stati alcuni momenti della gara, soprattutto nella ripresa, che la squadra di Turati sembrava addirittura potesse lottare per vincerla sul risultato di 1-1. Tuttavia c'è da dire che il Siracusa ha affrontato due squadre come Salernitana e Monopoli le prime due giornate, che rappresentano comunque le formazioni ostiche, le formazioni ben attrezzate, che sono reduci soprattutto il Monopoli del terzo posto dell'anno scorso, quindi ecco, non erano quelle probabilmente le vere prove per il Siracusa, che dovrà costruire la sua salvezza al cospetto di altre formazioni. Sicuramente comunque c'è da sottolineare anche delle note positive, nonostante il fatto che la squadra non si sia ancora calata del tutto nella realtà della Serie C. Tra di queste l'esordio di Valente, che quando è entrato nella ripresa ha dato grande vitalità al reparto avanzato. Nicola Valente è l'ultimo arrivo in ordine cronologico della scorsa settimana, ha dimostrato subito il suo valore e la sua qualità negli oltre 30 minuti in cui è stato impiegato. Bene soprattutto nel primo tempo anche Contini, Guadagni e Capanni, che ha segnato il suo primo gol all'esordio con la maglia azzurra. Azzurri che però, come dicevi, hanno pagato a caro prezzo le distrazioni, due sui due gol, soprattutto sul secondo, che è arrivato al 75esimo per un rigore che è stato causato da un intervento un po' scomposto di Falla, che nel tentativo di fermare in scivolata l'attaccante biancoverde Longo ha commesso un'ingenuità causando il rigore, che poi è stato rivisto dall'arbitro sul chiamato della panchina azzurra, che è stato confermato. Dunque un risultato che alla fine penalizza non poco la formazione azzurra. La formazione azzurra comunque ha lasciato il testimone tra gli applausi del pubblico, perché comunque ha dimostrato di potersela giocare anche al cospetto di formazione, così come aveva fatto a Salerno con il Monopoli, e che c'è da dire, come dicevate poc'anzi, che necessita di avere degli ulteriori rinforzi dal mercato, ma anche quei giocatori che non sono Marco, in condizione. sul mercato ci arriviamo. Intanto sentiamo cosa ha detto Turati nel post gara e dopo parliamo di mercato per chiudere il nostro collegamento. Andiamo allora a sentire Turati. In questo momento, come settimana scorsa, sicuramente gli episodi ci girano a sfavore, sia nella nostra area di rigore sia nell'area di rigore avversaria, però noi dobbiamo guardare a quello che comunque sia facciamo, a quello che proponiamo e soprattutto al nostro percorso di crescita, perché si può dire che il nostro cammino è partito solo da 7 giorni e quindi lavoreremo per migliorare questi particolari che oggi non ci permettono di fare punti. Allora, un Turati però determinato, sì, certamente perplesso per come sono arrivate queste due sconfitte, ma motivato a che la sua squadra possa ritrovare, insomma, possa trovare intanto la prima vittoria in campionato e possa trovare un cammino più sereno. Veniamo adesso a quelle che possono essere le notizie di mercato di giornata. Alle 20, ricordiamo, c'è il gong, c'è lo stop alle trattative estive.
Sì, lo avevate anticipato poc'anzi, tramontata l'ipotesi Chiarella, visto che il Siracusa ha ufficializzato altri giocatori nel corso della scorsa settimana. L'ultimo arrivo, risalente a qualche ora fa, è quello del centrocampista 23enne, proveniente dal Catania, Giulio Frisen, che è stato appena ufficializzato dalla società, quindi l'ultimo colpo questo nel sostegno Ricci e dal DS Laneri. Sono altri i tentativi di prendere dei giocatori che sono in corso in questi ultimi minuti di mercato, in queste ultime ore anzi di mercato. Su tutti si è fatto il nome di Rossini del Padova, che è un trequartista, ma non è da escludere anche che potrebbe arrivare un altro attaccante, visto che la scorsa settimana in allenamento, poco prima della gara con il Monopoli, si è fermato anche Molina, ne avrà per 20 giorni, verrà rivalutato, quindi non ci sono da escludere ulteriori corpi proprio in chiusura questa sera, anche per quanto riguarda una punta, visto che in campo ieri c'è stato solamente Contini e poi Siracusa nella ripresa ha dovuto far fronte o comunque utilizzare degli uomini che hanno giocato un po' fuori ruolo ma che hanno contribuito alla spinta della squadra finale, che non ha prodotto tuttavia il risultato sperato dal tecnico Turati. Bene, grazie anche al nostro Marco Petrolito da Siracusa, aggiornamenti anche sul mercato del Siracusa nei nostri telegiornali con anteprima corner. Ci ritroviamo anche con te la prossima settimana, lunedì. Intanto auguro anche a te buon pomeriggio, ci fermiamo qui almeno per questo segmento di corner, l'anteprima di corner, poi 20:45 su Telecolor, una puntata extra large come sempre lunedì sera dalle 20:45 in poi sino alle 22:15. In apertura faremo il punto del mercato del Catania in diretta, in collegamento in diretta con il direttore sportivo rosso-azzurro Ivano Pastore. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, a più tardi.